Buongiorno appassionati di atletica, siamo pronti a vivere la 16ª Cagliari Respira. Siamo in piazza Marco Polo a Cagliari, a fianco del punto di partenza di fronte al polo della fiera. Si stanno piazzando in questo momento alla mia destra, alla vostra sinistra, tutti i partecipanti. Sarà un'altra super gara per 21 km e 97 metri in una giornata quest'anno perfetta. L'anno scorso il vento aveva dato qualche problema, ma guai a parlare troppo presto perché la mattinata è ancora lunga. Sono in questo momento le 9:51, 9 minuti esatti alla partenza, 3 gare, più di 2000 partecipanti, 300 volontari, pubblico presente anche solo per godersi il passaggio di persone provenienti da tutto il mondo che si affrontano oggi. Intanto abbiamo anche già le prime immagini che ci giungono dal punto di partenza, dove tra poco il nostro Riccardo Carta ci mostrerà appunto la partenza. E abbiamo dunque la mezza maratona, ancora immagini, le vedete, si stanno preparando, mezza maratona, 21 chilometri, una sfida che l'anno scorso è stata vinta dal keniano Loitanyang, quest'anno il marocchino di casa, però Shibari proverà in tutti i modi a tornare al successo dopo 2 secondi posti consecutivi, ma di questo ne parleremo più avanti, perché oltre alla maratona c'è poi la gara di staffetta che ha lo stesso percorso della mezza maratona, però che si può fare in due. È una super opportunità per coppie, amici che vogliono vivere insieme quella che comunque è una corsa non competitiva in un percorso diviso tra 8 km e 13 km, e poi successivamente c'è anche la 6 km, anche questa ovviamente non competitiva. Questa, anzi, diciamolo, è la corsa di chi si vuole godere il passaggio in quelli che sono alcuni dei punti più affascinanti, più suggestivi, anche più iconici del capoluogo sardo. Per adesso l'entusiasmo vicino al nastro di partenza, ovviamente partono davanti quelli che sono i partecipanti, gli atleti con un ranking più alto, con i tempi migliori tra i primi che partono, quindi ci sono anche coloro che lotteranno per la vittoria finale. Quest'anno, ripetiamo, condizioni climatiche perfette, fino a qui c'è un po' di freddo, io sono a giubbotto, intorno a me sono tutti a giubbotto, però loro sono caldi per cominciare quella che sarà sicuramente una bellissima gara, a prescindere una bellissima giornata di sport. Ricordiamo 16ª edizione, la 15ª denominata come Memorial Delio Serra, ovviamente col patrocinio del comune. C'è stata anche la conferenza stampa mercoledì e noi ve l'abbiamo raccontata in diretta live, ma insomma la PAN Cagliari Respira, l'impegno del Cagliari Marathon Club e il presidente Paolo Serra sono ormai un'istituzione del calendario sportivo sardo, non solo cagliaritano. Numeri da capogiro, soprattutto se andiamo a vedere poi quelli che sono stati i cali in generale delle altre manifestazioni sportive che si sono tenute non solo nella regione, ma mentre qua passa bellissimo un signore che non si è accorto che c'è una diretta, premio genio dell'anno, mentre adesso immagini che sono puntate su uno dei passaggi che sarà verso la fine, quello sul parco di Molentargius, ma ci torneremo dopo anche a tutto il racconto di quello che è il percorso. Per adesso sarebbe bello avere ancora immagini vicino alla partenza. 9:54, 6 minuti ce l'abbiamo, cominciano a piazzarsi tutti. Quelle che avete visto prima invece, le prime immagini con prime immagini dall'alto, grazie al nostro Gabriele Tramonte, che quest'anno si appresta a darci una mano per il racconto di quella che veramente è una bella giornata, di quello che è un evento che non si è mai fermato dal 2008 a oggi, eccetto purtroppo nel 2020, lì non c'è stato niente da fare. Un evento che cresce anno dopo anno, non solo per quanto riguarda i numeri, che quest'anno sono più o meno quelli dell'anno scorso, numeri che tra l'altro per averli ufficiali bisognerà ancora attendere, perché iscrizioni aperte fino all'ultimo, fino alle 9 di stamattina, e vi assicuro che per chi è passato lo sa benissimo, dentro il polo della fiera, dove ancora venivano ritirate le pettorine con i numeri per partecipare, ancora c'era il pienone, ma ce lo facciamo raccontare da Paolo Serra, che è con noi velocemente. Stavo proprio parlando del pianone anche stamattina, che ancora voleva iscriversi per partecipare.
Non sono esauriti i pettorali, però di fatto qualche iscrizione in più l'abbiamo fatta, dai. È sempre bellissimo. Paolo Serra, ricordiamo, presidente del Cagliari Marathon Club. Velocemente le emozioni del pre-partenza e anche forse il momento più di ansia per chi organizza. Ma sì, diciamo che finché non viene sparato lo starter c'è sempre quel minimo di tensione che di fatto ti devo dire nel corso degli anni, ormai sono 16 anni, sono sempre più tranquillo. Siete abituati ormai, più di 2000 partecipanti, abbiamo detto, ma anche più di 300 volontari, il comune, la polizia municipale, la FIDAL, riuscite a riunire tutti, tra te e Ivan, è un super lavoro. Parliamo velocemente, secondo te chi sarà il favorito e poi ti lasciamo andare. Beh, il keniano Simon Kibet Loitanyang trova oggi una giornata bellissima, diciamo che Khalid Gibar gli darà filo da torcere, suppongo. No, insomma, sempre loro due. Tra le donne invece Claudia Pinna riuscirà a ripetersi? Speriamo, sarebbe la nona di Claudia. E tra l'altro per la prima volta la terza consecutiva, quindi insomma numeri incredibili. Grazie Paolo Serra, perché sappiamo che devi essere lì pronto sul punto di partenza. Un in bocca al lupo a te e tutta la squadra. Viva il lupo, grazie. E allora, grazie a Paolo Serra, 3 minuti in questo momento all'inizio della 16ª Pan Cagliari respira. C'è lo speaker che sta raccomandando a tutti di prepararsi, li vedete là davanti. Tra l'altro lì davanti abbiamo visto adesso Benabdan con il numero 1, col numero 2 invece proprio Khalid Jbari, l'uomo di casa. Grazie alle immagini anche che ci riporta Stefano De Martis in regia, insieme alla squadra che compone anche Mauro Farris, l'ultimo forse da citare. Più avanti invece vedremo anche Alberto Tosini e Giacomo Farris lanciarsi poi per inseguire e per mostrarci le immagini durante la corsa, per darvi un servizio il più completo possibile, sia qui sulla pagina della Cagliari Respira, produzione Directa Sport Live TV. Tra l'altro non posso che approfittare neanche per chiedere di supportarci sui social, su YouTube, iscrivetevi al nostro canale, abbiamo tante produzioni, oggi anche la Serie D, insomma i nostri weekend sono sempre aperti a tutti gli sport, ma anche su Facebook e Instagram per avere sempre aggiornamenti su tutte le voci che raccogliamo dai campi, da ogni sport di tutta la Sardegna e non solo. Siamo veramente ormai quasi pronti, si carica la gente, 2 minuti. Cosa dire? Beh, ieri è una giornata che ha già visto una corsa, la Kids Run, che come sempre viene fatta il sabato sera anche per dare un'opzione anche alle famiglie di godersi un sabato diverso con i propri figli, sabato che però è stato ricco di eventi culturali al polo della fiera, che è proprio alle nostre spalle, lo sport abbinato al turismo, lo sport abbinato alla salute, a tanti temi. C'era anche tra i tanti Dalia Caddari, velocista sarda olimpionica, che tra l'altro nella sua vita ha vinto anche un europeo Under 23, ha vinto i giochi europei, sicuramente un lustro dello sport sardo, che sta presente a parlare della gestione degli allenamenti dal punto di vista dell'atleta. Insomma, uno step in più. Poi se andate anche a ricercare le nostre interviste su Facebook Directa Sport, la voce di Paolo Serra che è venuto poco fa a raccontare che chiaramente l'obiettivo del Cagliari Marathon Club è quello di far crescere sempre di più questo evento, e quindi chissà, magari al prossimo anche spettacoli. Intanto però chiedo di andare verso il punto di partenza e adesso puntati lì perché c'è il conto alla rovescia, sono le 10 adesso e allora ci dovremo essere. Andiamo ancora, rimaniamo per favore regia con le immagini puntati sul punto di partenza per non perderci niente. 4, 3, 2, le immagini, eccole le immagini, perché è iniziata ufficialmente la 16ª Pan Cagliari Respira. E allora questo è il momento uno dei più entusiasmanti, quanti sono bellissimi da vedere passare, sia dal vostro punto di vista, dalle nostre riprese di Riccardo Carta, sia dal punto di vista di chi è qui presenti. Questa gigantesca fila di persone che passa, chiaramente sono palloncini, chiaramente in mezzo anche ai più di 900 sfidanti per vincere la mezza maratona ci sono persone che vivono più la vita, la sfida, non la vita,
la sfida con loro stessi, con i loro tempi o semplicemente con la voglia di arrivare alla fine e dire ce l'ho fatta, ognuno ha il suo motivo per correre la mezza maratona. Tra i motivi c'è certamente anche quello di godersi quello che è un percorso affascinante, un percorso che è iniziato, che parte qui da Viale Diaz, fronte Piazza Marco Polo, fronte Fiera di Cagliari, dove vengono organizzati sempre più eventi, ma da sempre vengono organizzati, dove oggi c'è anche la Pan Cagliari Respira. Dopodiché tutti questi concorrenti, bellissima questa scena, c'è anche chi già parte comodo con il passeggino e il palloncino, così veramente anche i più piccini possono partecipare. Dicevo, adesso corridori che andranno dritti verso via Roma, andranno fino al largo Carlo Felice, dove appunto svolteranno per poi incontrare la statua del Carlo Felice e da lì involarsi dentro quello che è il punto della movida cagliaritana della notte del sabato, ovvero il Corso Vittorio Emanuele, migliorato tantissimo negli ultimi anni, con tanti ristorantini, tanti locali, in crescita anno dopo anno, intanto anche qualche saluto, qualche team. C'è anche Paolo Serra ovviamente, quindi ci è rappresentato benissimo il Cagliari Marathon Club. Dicevo, dal Corso Vittorio Emanuele si scende dritti verso via 30 fino ad arrivare a via Santa Vendrace. Vedremo se lì avremo magari le nostre prime immagini anche in corsa dei concorrenti. Poi da lì all'altezza della necropoli di Tuvicetu si fa una sorta di inversione e ci si invola ancora in rettilineo verso Viale Trieste, da lì verso via Roma, questa volta però più sul fronte del mare. Da una parte prima ti godi lo spettacolo dei portici, dei colori, tra l'altro di una via che ha una storia bellissima, perché chiaramente ha subito le variazioni date anche dall'arrivo di pisani, genovesi, livornesi in Sardegna. Dicevo, da via Roma si ritorna proprio al punto di partenza e da lì dritti verso il lungomare Poeto, passando però per il viale Campioni d'Italia finché non arrivi a Marina Piccola, alla Stella del Diavolo. Da lì appunto si passa dove solitamente tanti di voi che ci state seguendo vanno a passeggiare, magari anche a mangiare, mentre abbiamo già qualche prima immagine. Ovviamente ancora gruppo unito, come potete vedere, come anche normale che sia. Credo che neanche i primi si siano staccati. Allora forza Alberto, forza Giacomo, Alberto Tosini e Giacomo Faris, pian piano risalite tutta la fila e andate a recuperare i primi. Dicevo, lungomare Poeto, si parte dalla zona di Cagliari, ovviamente da Marina Piccola, si arriva fino in fondo quasi, si arriva all'altezza del locale L'Ottagono, da lì si torna indietro perché fronte il Fico d'India c'è l'ingresso per il parco del Molentargius, mentre adesso ancora immagini con la Basilica di Bonaria, il primo monumento, il primo colpo d'occhio per chi partecipa alla Pan Cagliari Respira. Anche la Basilica di Bonaria, una storia bellissima, mentre in questo momento immagini ce l'abbiamo sulla partenza perché è partita la staffetta, la gara di staffetta. Sono infatti in questo momento le 10:05, puntualissimi, tra l'altro complimenti a tutta l'organizzazione perché non sta sbagliando di una virgola. Adesso non vorrei portare sfortuna, quindi immagini anche di tutti loro che partono. Io ne approfitto per chiudere poi il cerchio di quello che è il percorso anche per voi, poi ovviamente lo spiegheremo meglio passo dopo passo. Dal parco di Molentargius si attraversa tutto, si va poi verso la pista ciclabile, chi fiancheggia l'asse mediano lungo canale. Anche lì abbiamo comunque l'effetto ottico del canale che ci porta fino a un altro punto che negli ultimi anni è cresciuto, specialmente in estate, come movimento anche giovanile, ovvero Susicu con il Molo Sant'Elmo, mentre adesso alziamo anche il volume qua con le casse, così chi c'è anche vicino a noi, non solo voi da YouTube che ci seguite, può ascoltare tutto quello che succede, tra l'altro con schermo. Vedremo se qualcuno si affaccerà qua vicino alla nostra postazione.
dicevo, dal Molo Sant'Elmo a quel punto siamo praticamente alla fine, perché si arriva all'ingresso della fiera, sempre l'ingresso dalla parte di piazza Marco Polo, ed è dentro la fiera che c'è l'arrivo. Ovviamente lo sa benissimo chi ci segue da anni, chi segue la competizione da anni, chi magari invece è la prima volta, che un po' per curiosità, un po' per che si sta appassionando soltanto ora a questa manifestazione, a questa disciplina, allora non lo sa, e allora noi glielo diciamo, ma ovviamente avremo tutte le immagini dell'arrivo, oltre che chiaramente le voci dei protagonisti alla fine della corsa, che potrete vedere nei prossimi giorni con lo speciale targato Directa Sport, ovviamente in collaborazione con il Cagliari Marathon Club e con tutta l'organizzazione dietro la Pan Cagliari Respira. Bene anche queste immagini, grazie Riccardo Carta, belle le immagini di chi adesso passeggia, è partita la 6 km, ecco, questa sì che è la gara per chi ovviamente non compete, per chi si vuole godere il giro. Ovviamente è molto più corta, non per niente si chiama 6 km, però veramente siamo nel cuore di Cagliari, ovunque ti giri c'è storia, ovunque ti giri c'è qualcosa da vedere. Anche in questo momento la gente è ancora ben presente qui intorno a noi, non si sta ancora, diciamo, dileguando, perché sa benissimo che poi torneranno qua all'8° chilometro della mezza maratona e chiaramente tutti saranno pronti a vedere chi sarà il primo, chi sarà il secondo, quale sarà il distacco, curiosità che abbiamo noi, che immagino abbiate anche voi. E allora si va avanti con le immagini, andiamo un po' anche poi l'abbiamo accennato, un po' anche a parlare di quelli che sono i partecipanti. L'abbiamo detto, si è parlato tanto della sfida, ce l'ha anticipato anche Paolo Serra, tra il kenyano Loitan Yang, che ha vinto l'anno scorso la sua prima vittoria nella Pan Cagliari Respira. Al secondo posto Sbari, che vuole ovviamente provare a riprendersi la vittoria, lui che è arrivato negli ultimi di secondo. Adesso nuove immagini che ci arrivano. Ci stiamo addentrando in via Roma, adesso si entra già in un punto spettacolare per i turisti, da parte dei portici, donne e uomini all'attacco in quello che è un pezzo, diciamo, leggero. Siamo soltanto all'inizio, poi però quando si arriva al Carlo Felice lì parte la prima salita. Vediamo intanto cosa per noi la regia, con la prima delle clip con il nostro drone di Gabriele Tramonte. In attesa delle immagini, ce le abbiamo, eccole qua, le immagini dall'alto, immagini all'alba, immagini bellissime che hanno un po' anticipato poi tutto quello che avverrà dopo avremo immagini diverse, avremo le immagini lì dei concorrenti all'attivo, uno spettacolo naturale, quello che abbiamo sul Molo di Sant'Elmo, su Susico, come vi ho detto prima, appunto, che ormai attira tanti giovani, è cresciuto tantissimo grazie al lavoro dell'amministrazione, che si sta impegnando a creare un vero e proprio collegamento tra il porto di Cagliari, tra la zona poi di Sant'Elia, del quartiere di Sant'Elia, fino proprio a Marina Piccola. Un grande progetto che renderà tra l'altro la vita bellissima anche ai ciclisti. Non so quanti ciclisti o appassionati dei giri in bici siano collegati con noi, però insomma da lì allora sì che ci sarà da divertirsi, passare in una passeggiata unica col mare da una parte, con poi la Sera del Diavolo dall'altra. Immagina ancora puntate su Cagliari, la città del sole, oggi sole che non manca, ma possiamo dirlo, non tradisce mai da questo punto di vista la giornata a Cagliari. Solo nel 2010 c'era stato qualche problemino anche di pioggia, per il resto le altre 15 edizioni senza alcun problema. Poi è chiaro che il vento ci può sempre essere, specialmente il maestrale qualche problema lo dà. Quest'anno per adesso tutto perfetto, meglio anche per noi che siamo qua, per tutte le persone che devono aspettare ferme, perché se corri sei caldo, al massimo il vento ti può far affaticare di più, però se sei qua fermo ad aspettare il vento può essere un problema. Ancora l'immagine bellissima su Cagliari,
mentre aspettiamo ancora i primi aggiornamenti da parte, eccoli i primi aggiornamenti che abbiamo, e siamo già all'altezza della statua del Carlo Felice. Sta andando il gruppo. Questo invece è un bambino che ha detto a mamma che vuole, anzi al papà che vuole spingere anche lui la carrozzina, anche il saluto. Bella anche queste immagini, un po' di immagini di sorrisi, immagini di quello che è un po' tutto il grande movimento attorno alla Pan Cagliari Respira. Dicevamo, il gruppone è arrivato all'altezza della statua del Carlo Felice, adesso si sta addentrando nel corso Vittorio Emanuele II e poi arriverà giù verso Viale Santa Vendrace. Ovviamente l'attesa è per vedere quelli che sono i primi, per vedere se si sono già staccati, ancora immagini, però siamo ancora un po' lontani dai primi. Qua siamo proprio all'inizio del corso Vittorio Emanuele. Qua quanti di voi vengono a farsi l'aperitivo, a mangiare una pizza, a cenare al centro vicino? Poi a volte è un po' complicato trovare il parcheggio, però poi ne vale la pena per godersi un bel sabato sera. Immagini ancora con lo start della Cagliari Respira, spazio ovviamente giustamente anche gli sponsor vitali per il Cagliari Marathon Club, ma per chiunque voglia organizzare eventi di questo tipo. Un discorso che vale per gli eventi organizzati dai multimilionari, figuriamoci se non per eventi di questo calibro che però è internazionale, l'abbiamo detto. E ve lo dico perché abbiamo rappresentanti di svariate nazioni come Gran Bretagna, Norvegia, Ucraina, Gambia, Belgio, Olanda, Romania, Algeria, Germania, Stati Uniti, Colombia, Polonia, Slovacchia. Aggiungiamo anche San Marino, c'è anche San Marino che ha fatto parlare tanto di sé nel calcio, con la nazionale che sta raggiungendo risultati storici. Nazionale che addirittura potrebbe sognare di giocarsi un playoff mondiale, mai successo nella storia di San Marino. Io personalmente non conosco il livello dei partecipanti di oggi provenienti da San Marino, gli auguro ovviamente di farsi onore, di fare onore a San Marino, che tra l'altro è bellissima. Se non siete mai andati, andateci, perché è veramente uno spettacolo di questa rocca in montagna, quindi ve lo consiglio. Ovviamente vi consiglio di fare tutto il giro della Sardegna super rappresentata, immagini di partecipanti con i numeri, immagini di qualcuno che forse si è già fermato, non lo so, avevano la pettorina, non posso avere un assist da questo punto di vista. Speriamo per loro nessun problema, speriamo per loro che vadano e si godano quantomeno la 6 km, che poi è stato anche uno, diciamo, la furbata con l'occhiolino di Paolo Serra, di Vanonis e del Cagliari Marathon Club, perché ha praticamente allargato a tutti la partecipazione, a chiunque, ripeto, voglia solamente fare anche una sola passeggiata, tant'è che la 6 km ogni anno ha numeri più o meno come quelli della mezza maratona. La mezza maratona sì, ovviamente attira persone provenienti da tutto il mondo, a 6 km prende tutto il pubblico locale, perché sa che c'è un'occasione così, dice questa domenica mattina al posto magari di andare a farci la colazione alle terrazze di Calamosca andiamo a fare una bella corsetta. Qualcuno poi passeggia mentre ci stiamo avvicinando sempre di più alla testa del gruppo. Siamo dentro via Trento, stiamo vicini non troppo però a quello che potremmo quasi definire un'inversione di marcia, poi si andrà verso Viale Trieste. Lì ovviamente la curiosità, immagino, per tanti di voi su quelle che possono essere immagini, perché proprio questa settimana è stata riaperta finalmente Viale Trieste, che si è ristretta a un passaggio più largo pedonale, lavori che è vero hanno creato, diciamo, qualche perplessità, per non utilizzare altri termini, a lavoratori della zona, però sicuramente dal punto di vista estetico è stato un grande lavoro, che ovviamente si racchiude nelle ultime due amministrazioni, quella adesso guidata da Massimo Zeda e quella precedente di Truzzu. Lavori molto lunghi, invece qua spettacolare, visione della Basilica di Bonaria, bellissimi quei gradini, bellissimo tutto, dietro anche c'è veramente una bellissima vista, è un bel quartiere, ancora immagini
del nostro drone, il Plus di quest'anno, il drone del nostro Gabriele Tramonte, che ringraziamo ovviamente per la sua collaborazione. Tra l'altro la conferma, queste stamattina vi ricordo, fatte più o meno all'alba qua, insomma c'era già luce, una Cagliari anche un po' vuota, silenziosa ovviamente per l'orario, poi figuriamoci di domenica e rende tutto un po' più spettacolare. Immagini che qualche movimento di macchina c'è, ma quasi ricordano il 2020, immagini del 2020 durante il grosso lockdown dovuto al Covid, che aveva bloccato ovviamente per tutti le uscite, se no per spese eccetera. E invece qua abbiamo un cagnolino un po' assonnato, in effetti, quel sonnellino che ci sta la domenica. Adesso con noi però abbiamo Ivan Onnis, allora andiamo regia, puntiamo Ivan Onnis, che è un altro Deus Ex Machina dietro tutta l'organizzazione sotto tutti i punti di vista. Allora partiamo, partenza bellissima. Come è andata fino a qui la mattina? Dai, partiamo da questo. No, la mattina è andata bene, anche perché quando hai un sole così, non c'è il vento, temperatura ideale per correre, è logico che va già tutto bene, anche se ci sono piccoli problemi, ma i problemi si risolvono. Il tempo, il meteo non lo controlliamo, per cui su questo non ci possiamo fare niente, il resto lo possiamo fare noi. Veramente una super atmosfera stamattina, abbiamo visto tanta gente presente fino all'ultimo per avere una pettorina. Poi è vero, qualcuno ha detto, Paolo Serra, che è rimasta, però super numeri anche nella 6 km. Ieri anche il pollo della fiera pieno. Partiamo dalla Kids Run, com'è andata? Allora, benissimo, perché i bambini sono splendidi, fanno un'attività che a noi dà speranze, soprattutto per il futuro. Sono gli atleti del futuro, si divertono, per loro è un gioco così come deve essere, ed è proprio un momento emozionante vedere l'entusiasmo, la voglia di fare attività con tutti gli altri bambini, per cui è stato un pomeriggio bellissimo. Poi oggi il sole, le tante persone che felici, noi organizzatori ci riempie e ci ripaga di tutti gli sforzi che facciamo, il sorriso delle tante persone che vengono qui per correre, per impegnarsi e fare questi 21 km, o anche i soli 6 km, come vedremo poi negli atleti quando arrivano qua alla fiera. Risultati che sono incredibili, comunque l'ho detto anche dopo la conferenza stampa, reggere questi numeri in un periodo in cui non è facile vuol dire che le cose le fate bene, questa è la realtà, e cercando anche di farle sempre più in grande, perché quest'anno si è fatto un altro piccolo step, quello di unire il dilettevole all'utile con i convegni, con quelli che avete chiamato i MITS. Tra l'altro c'era Dalia Caddari, quindi insomma tanta roba. Come sono andati? C'era tanta affluenza, immagino. No, è andato benissimo, considerando anche che trasmettiamo tutto quanto in diretta streaming, per cui c'erano anche da casa tanti curiosi che non potendo venire qua alla fiera ne hanno approfittato per vedere e seguire gli incontri. Sono andati molto bene, perché abbiamo consentito a curiosi o atleti di avvicinarsi allo sport da punti di vista diversi: quello medico scientifico la mattina, quello del sociale, dell'inclusione sociale nel primo pomeriggio, poi quello economico col turismo, di nuovo la preparazione atletica con lo sport e tutto quello che ruota intorno alla costruzione dell'atleta e della performance atletica, e poi la presentazione dei top runner a fine serata. E alla fine i top runner, a proposito, c'è un Sbari che ci sta provando, presto avremo anche noi le immagini del gruppo di testa. Ha detto qualcosa ieri o stamattina, le sue sensazioni? No, gli atleti logicamente non si esprimono mai, un po' per scaramanzia, ma per abitudine, però li ho visti nel riscaldamento molto, molto concentrati, e mi sono sembrati anche in forma.
forma. Adesso vediamo, stanno per arrivare qui al passaggio di fronte alla fiera e vediamo un po' come sarà come saranno schierati, insomma. lo schieramento, e poi vediamo poi l'arrivo finale. Grazie mille Ivan Onnis, ti lasciamo andare, giustamente tu devi essere un po' ovunque. E allora sì, esatto, quello che tutti vogliamo sapere è anche la competizione, come sta andando. Non so dove sia arrivata la nostra super coppia Tosini e Farris alla caccia del gruppo di testa. In effetti non ha tutti i torti Ivan Onnis, perché ecco che li vedete andare, stanno dentro ormai quella che è Viale Trieste, tra poco rimboccheranno via Roma e in effetti non manca tantissimo. Allora che tornino, mentre lasciamo ancora le immagini, lasciamoli andare avanti, eccoli qui sorrisi. E allora eccoci con quello che esattamente in questo momento siamo tra il quinto e il sesto chilometro. Quando arriveranno qua saremo all'8° chilometro, ma vediamo già qualcuno. Allora attendiamo qualche notizia. Qua vediamo, voi vedete immagini, ma qui lasciate andare le immagini, bellissime anche queste, eccola qua, la nuova Viale Trieste. Qua invece abbiamo visto solo passare qualcuno che o si è ritirato, comunque sta semplicemente camminando in attesa invece di vedere chi è davanti. Qua striscioni, siamo proprio in Viale Trieste, qua si vede anche l'ombra del nostro Riccardo Carta e ancora una volta salutiamo, tra l'altro mio personale compagno di un sacco di avventure in giro per la Sardegna con Directa Sport, quindi saluto chiaramente anche a lui. E allora le immagini avete viste su Viale Trieste, è stato chiaramente uno dei temi della settimana cagliaritana, non oltre chiaramente, immagino che a Sassari o Oristano eccetera non si stessero disperando l'idea del sapere le sorti di Viale Trieste. Eccolo qua, invece questo ci saluta, questo signore che le dà solo ovviamente per non farsi disturbare, ma anche quella cuffia che ci ricorda che è dicembre, anche se negli ultimi anni ormai l'inverno, almeno nelle zone litoranee sarde, sembra più un autunno prolungato con giusto 2 o 3 settimane di vero freddo. Anche quest'anno, oggi il giubbotto sì, ma tra poco già sicuramente dovrò toglierlo. Fino a una settimana fa non ce n'era assolutamente bisogno, però insomma è perché giustamente l'inverno deve arrivare e anche perché sta arrivando il Natale, quindi giustamente deve cominciare a fare freddo. I miei occhi li vedete, sono più puntati alla mia destra sul passaggio qua qui alla fiera, perché passano dei gentili signori, qualcuno in bici. Allora abbiamo una gara solitaria, non abbiamo visto esattamente qui di chi si trattasse, ma abbiamo veramente abbiamo bisogno magari che ci venga detto esattamente chi è. Da qua purtroppo tra le persone che sono presenti, arrivo eccetera, insomma coprono la vista. Chi è altezza terra come me, poi io non è che sia altissimo, quindi insomma ancora più difficile vedere chi abbiamo come primo. Questo invece è il secondo e si tratta di quello che è un sardo acquisito, ovvero Jbari. Lui sta arrivando, è all'inseguimento, è staccato, però non è così grande la distanza. Lui che proverà a spingere, ovviamente ci sono tratti e tratti. La sfida dovrebbe essere quella proprio tra Loitaniang e Jbari, però vedremo se sarà esattamente così. Terzo posto invece
Abbiamo Rashid Ben Hamdan con il numero 1 al terzo posto. Insomma, praticamente abbiamo quelli che erano segnati come primi 3 del ranking, anzi lo teniamo anche quarto. È arrivato anche un quarto. Non siamo riusciti a capire esattamente chi sia, ovviamente dopo avremo tutti gli aggiornamenti. Per adesso però dovrebbe essere, devo utilizzare per forza il condizionale, Lutan Yang primo con Shbari secondo e Ben Hamdan terzo. Questo un po' sembrerebbe la classifica. Qualcun altro sta arrivando, vediamo se abbiamo notizie anche di Claudio Solla, che lui è il rappresentante sulla carta più forte della Sardegna. Avversari troppo forti per lui per puntare alla vittoria, però più in alto arriva e più chiaramente a tutto il pubblico sardo non può che far piacere. E poi tra pochissimo anche notizie sulle donne. Allora andiamo con la regia a vedere invece, a rivedere la partenza. Eccola qui dall'alto con il nostro drone. Guardate che effetto fa vederli partire, bellissima immagine questa con il drone. Vediamo se intanto abbiamo anche qualche aggiornamento sui primi, mentre aspettiamo l'arrivo della prima donna. Vedremo se sarà Claudia Pina. Claudia Pina ha vinto, l'abbiamo detto, 8 volte, 8 su 16 edizioni, vuol dire che una su 2 l'ha vinta lei, però non è mai riuscita a vincere per 3 volte consecutive. Allora quest'anno ci proverà, questa può essere la sua grande occasione. Arrivano ancora concorrenti qua all'arrivo, ancora invece qua immagini meravigliose dall'alto a riempire le strade di Cagliari, che fatemelo dire molto più belle piene così che piene di macchine, però ovviamente la macchina ce l'abbiamo tutti. Ecco, se possiamo mandare un piccolo messaggio all'amministrazione di far sì che ci possa essere qualche mezzo di trasporto pubblico in più, migliorare un po' da questo punto di vista i servizi, così che poi magari qualcuno potrà anche rinunciare a prendere la macchina. Mentre adesso arriva anche un bel gruppo. Abbiamo tra l'altro anche staffettisti, primo, secondo cambio di guardia, insomma, nella gara di staffetta, che vi ricordiamo arriva proprio qua al chilometro 8 nel cambio, quello che è anche il punto di partenza. Il totale è sempre di 21 km e 97 metri, uguale alla mezza maratona. Però insomma è già un'altra sfida dividerla in due. Allora, immagini ancora su questo punto, sempre con la Basilica di Bonaria a destra, storia bellissima anche della Madonna di Bonaria, da cui avrebbe addirittura preso ispirazione la capitale dell'Argentina, Buenos Aires. Una storia bellissima, anche la Madonna di Bonaria che viene trovata alla cassa dentro l'acqua, dentro il mare, viene portata fuori. Incredibilmente questa statua non è rovinata ma in condizioni perfette. Tra l'altro viene messa in quella che era la chiesa che c'era prima, piccolina, che è proprio a fianco alla Basilica di Bonaria, e lì sta per anni, fin quando non viene costruita proprio la basilica per dare una casa più bella, più prestigiosa, più lussuosa proprio alla statua della Madonna. E questa però per 3 notti consecutive torna indietro da sola. Questo insomma viene definito un po' il miracolo, questa è la sua leggenda. E allora da lì si è deciso che il suo posto fosse appunto la chiesetta e non la basilica. Tra l'altro poi storia che si sposa perfettamente con quelli che sono i concetti di umiltà, di generosità
che rappresentano il cristianesimo, insomma, però leggende, poi purtroppo non possiamo sapere se sia vero o no, ma giustamente si entra nel campo della fede, ognuno deve essere libero di credere ma anche di dubitare, questo insomma è la libertà. Ancora immagini, ancora sempre qui alla mia destra, sempre qua dove da poco sono partiti, siamo già a mezz'ora di gara, probabilmente i primi avranno anche superato la metà del percorso. Io credo che tra poco li incontreremo in Viale Poetto. Sarebbe stato bello vederli passare, ecco qua tra l'altro ancora immagini, sarebbe stato bello vederli passare magari in Viale Campione d'Italia, chiaramente dedicata ai campioni d'Italia della stagione 1969-1970, la vittoria dello scudetto da parte del Cagliari di Gigi Riva che purtroppo è venuto a mancare proprio quest'anno. E Cagliari nella settimana del suo compleanno a inizio novembre ha dedicato un sacco di eventi sportivi. Riva, ricordiamo, miglior marcatore della storia del Cagliari Calcio. Riva, una delle personalità in generale più influenti, più forti, più apprezzate e rispettate di tutta la storia del calcio italiano. Pensate che persone come Buffon, Totti e tanti altri campioni, anche della nazionale campione del 2006, che avevano lui come dirigente accompagnatore ufficiale, andavano a chiedergli consiglio, lo ascoltavano in momenti anche di difficoltà. Arriva persona incredibile che chiaramente rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi sardi e non solo. Arriva, verrà sicuramente dedicato a quello che sarà il nuovo stadio del Cagliari, tra l'altro stadio del Cagliari che dovrebbe essere visibile negli ultimi tratti dai corridori, sia il purtroppo ormai in rovina Stadio Sant'Elia, sia l'Unipol Domus, in attesa che veramente ci sia una casa degna dei tifosi cagliaritani e non solo. Io intanto continuo a darvi notizie, a darvi qualche riferimento in attesa di avere immagini proprio della vetta. Più che altro chiediamo veramente di dare gas a Tosini e Farris, ovviamente senza fare male a nessuno, non vorremmo avere incidenti, ma chiediamo veramente di raggiungere la testa, anche perché probabilmente, ripeto, non li vedremo passare in Viale Campioni d'Italia, li vedremo direttamente nel lungomare Poetto. Ecco, tra l'altro, giusto per dare l'idea di quello che provano anche tutti quelli che corrono, magari quelli che sono meno concentrati sui tempi, sulla competizione, superare il Viale Campioni d'Italia e poi indirizzarsi verso il Viale Poetto e da lì vedere lo spettacolo della Stella del Diavolo che si innalza di fronte a loro prima poi di addentrarsi a Marina Piccola, dopodiché addirittura involarsi dentro quello che è un luogo di culto della passeggiata cagliaritana, che sia inverno, estate, non conta il mese, non conta il giorno, se c'è sole la gente va lì perché chiaramente si respira aria buona, aria di mare, si prende il sole. E poi insomma ci sono anche i paninari famosissimi, chiunque sia almeno dell'Inter di Cagliari almeno una volta nella vita c'è andato, allora li salutiamo anche loro che da anni sono sempre lì e fanno compagnia a generazioni e generazioni di ragazzi, signori, famiglie. Poi da lì, ricordiamo, si entrerà nel Parco del Molentargius in quello che sarà l'unico tratto sterrato di tutta la mezza maratona, ma diciamo che lì il vento fin dall'ingresso, insomma, a Marina Piccola ci sarà sicuramente, magari più forte, magari meno forte, però ecco, lì sarà un tratto anche tecnico della gestione e allora conterà tanto in quella che è la sfida che, ripeto, è tra Loitaniang e Jbari, come era un po' previsto all'inizio di questa gara. Lì bisogna capire chi ha saputo risparmiare meglio le energie prima, chi saprà gestire meglio il vento, quindi vi abbiamo raccontato di un inizio solitario da parte di Loitaniang, però Jbari non era così lontano e allora tutto ancora è possibile e noi non vediamo l'ora di avere quelle immagini, anche perché se il tempo medio è il minuto e l'ora e 7 minuti, il tempo medio di arrivo al traguardo, siamo a 35 minuti, siamo a metà perfetta, dovremmo essere ormai almeno Viale Poetto, anche perché poi
sarà più pesante il tratto che arriverà da quel punto. E allora lì dovremo essere, purtroppo non abbiamo ancora le immagini per farvelo vedere, vi facciamo vedere anche queste immagini, magari tra poco avremo qualche novità anche dal nostro in giro, anche da Riccardo Carta, magari voi che ci seguite riconoscete qualche amico, qualche parente, qualche amico, quel pazzo che davanti a una birra ha detto io correrò la Pancaglieri Respira, voi avrete riso, invece lui eccolo lì che la sta correndo. Chissà, sono storie, in tanti poi si appassionano della corsa, delle mezze maratone, delle maratone come una sfida che nasce dal nulla, persone che iniziano a correre magari più per perdere peso e poi si appassionano. La magia della corsa sta proprio in questo momento dove si è soli, a meno che qualcuno magari non piace più correre in compagnia, però soli con i propri pensieri, qualcuno anche con la musica, ma veramente soli con se stessi, nella fatica, anche nel rilasciare magari tutto quello che è lo stress della giornata. E allora nasce questa passione per quel momento, che è il momento vero di sport, e poi da lì può nascere anche la voglia di mettersi in gioco. Non ne abbiamo altri di droni. E allora, ti ho detto, adesso è bellissimo perché c'è tutto il gruppone centrale che sta passando, stanno passando anche i palloncini rossi che vedete anche voi adesso. Tra l'altro è impossibile leggervi l'elenco completo dei team di atletica che stanno partecipando, ma ne abbiamo da tutta la Sardegna, ne abbiamo da tutta Italia, ne abbiamo da tutta Europa, abbiamo da tutto il mondo, qualcuno qua anche con la maglia del Cagliari, giusto per ricordare quale squadra si tifa qui da queste parti. Ognuno giustamente mette in mostra la propria fede, insomma, parlando di fede prima religiosa, parliamo anche di fede calcistica, che poi le due cose a livello di credenza sono molto vicine. Ovviamente è una battuta, chiedo scusa a chi possa averla presa troppo sul serio. E ancora immagini, tra l'altro abbiamo adesso immagini anche da parte di qualche arrivo da parte delle donne. Siamo in attesa di sapere chi è davanti tra le donne, perché la sfida, l'abbiamo detto, c'è chiaramente Claudia Pinna che il 4 dicembre, se non mi sbaglio, compierà 47 anni, comunque settimana prossima li compierà, insomma vincerà quasi 47 anni la propria nona mezza maratona, almeno per quanto riguarda la Pancaglieri Respira, non sarebbe male, mentre eccole qua le immagini, lungomare Poetto, poi immagine dal drone, precedenza al drone, precedenza allo spettacolo di Cagliari, poi però lungomare Poetto per vedere come stanno andando, ma tra l'altro credo che abbiamo inquadrato Ben Abdan, se ho visto bene, con la colla dell'occhio per un mezzo secondo, quindi siamo con il terzo. Ricordiamo ovviamente che io scherzando ho chiesto a Tosini di sgasare, ma non può sgasare quanto vuole, deve chiaramente rispettare anche lui un percorso predisposto, rispettare delle distanze che permettano ovviamente a tutti i concorrenti e tutti i partecipanti di correre in maniera sicura, e per questo, lo abbiamo detto all'inizio, c'è l'impegno anche della Polizia Municipale. Un saluto anche a loro, tante volte poverini, a volte trattati anche troppo male, invece loro fanno e danno un servizio fondamentale a tutti i cittadini affinché la vita quotidiana vada avanti senza problemi e affinché eventi come questo possano essere realizzati. Poi insomma in totale 300 volontari che aiutano sia dentro il polo della fiera che fuori, veramente anche a loro va sempre fatto un applauso, perché ricordiamo sono volontari, non sono lavoratori stipendiati. Quindi veramente anche da parte nostra soltanto complimenti per il loro impegno, anche perché vi assicuro, per chi non è passato dentro il polo della fiera, c'è una grande organizzazione. Adesso siamo alla testa, se leggo bene, numero 4, siamo proprio con lui, siamo proprio con Lui Tanyang, Simon Kivet. Lui Tanyang è quasi un flashback della scorsa edizione dove si era staccato. Eccolo qua, adesso vedete tutti benissimo, va lui, trentenne keniano, che è in un punto
non qui faticoso, lo sarà di più dopo. Sembrava non esserci troppo vento e allora a questo punto diventa difficile immaginare una rimonta da parte di Chbari, che di anni ne ha 4 se non sbaglio rispetto proprio a Lui Tanyang. Sono lì e allora sembra essere destinato al terzo, secondo posto consecutivo. Certo, dipende a chi lo andate a chiedere, qualcuno firmerebbe per essere per 3 volte secondo lì, non uno come Chbari che è uno di quelli invece che ci tiene la vittoria, non lo ammetterà, ovviamente parlerà di competere sì ma senza troppo stress, però lui sicuramente ci tiene. Intanto ancora immagini qui in diretta da Piazza Marco Polo, abbiamo visto, grazie a Riccardo Carta, ancora saluti, palloncini, messaggi di pace, messaggi di gioia, sorrisi. Bravi loro che comunque sono a 8 km di corsa, ancora hanno tutta la forza di sorridere. Non so se qualcuno della nostra squadra potrebbe avere gli stessi sorrisi, mentre dietro di noi ancora immagini qua, ancora con le immagini, ce le godiamo. Ancora signori di ogni età, signore con la fascetta, signora che se la sta giocando alla grande. Abbiamo qualcuno in bici anche che passa, ovviamente staff, ancora saluti, bellissimo queste immagini perché ci ricordano che sono veramente queste manifestazioni sportive aperte a tutte le età e quindi insomma se volete provare a meglio invitate magari un vostro zio grande, vostro nonno a partecipare, magari vincete, volete dire ho vinto anch'io contro qualcuno qui nella mezza maratona, invece poi magari sorpresa è lui che vi batte. Ancora con tutte le persone che passano, mentre adesso le immagini, siamo sempre a Lungomare Poeto, eccolo qua il marocchino sardo-acquisito Chbari, dovrebbe essere lui, sì è proprio lui. Allora va per la sua corsa, tra l'altro ne approfittiamo per goderci lo spettacolo del poeta e tra l'altro vediamo se riesco a capire, eccolo qui, siamo al Nino, stiamo entrando nella parte di quarto e allora devono ancora camminare ma non tantissimo, tra poco arriveranno all'altezza, almeno Chbari tra poco, magari Lui Tanyang c'è già arrivato e l'ha già superato, all'altezza del vecchio ospedale marino, il nuovo ospedale marino che sono lì vicino, vecchio ospedale marino che ha una sorta di suo fascino per chi comunque appartiene a questa zona, però insomma purtroppo è una brutta immagine da vedere perché è un edificio quasi decadente, si è sempre parlato di tanti progetti intorno, purtroppo è una figura dentro la spiaggia, cui poi bisogna, non dico cercare di affrontare il problema perché tutte le amministrazioni vogliono affrontare quel problema, chiaramente potessero farlo immediatamente lo farebbe anche quella attuale, però insomma bisognerà fare qualcosa prima o poi, mentre più efficiente l'altro ospedale, quello di fronte del Marino. Eccolo invece qua, abbiamo terzo classificato Rachid Ben Abdan, eccolo qua. E allora Lui Tanyang, Chbari e Ben Abdan sono loro più o meno quelli che erano candidati insomma alla vittoria, quindi sta andando, abbiamo intravisto proprio l'ospedale, il vecchio ospedale marino. Non abbiamo ancora visto né Ismail El-Soufi, uno dei più vincenti della storia di questa competizione, anzi più vincente. Non abbiamo ancora visto neanche il sardo Claudio Solla. Allora vedremo se più avanti li incroceremo. Intanto siamo lungo il 13° chilometro, anzi siamo lungo il 14° chilometro ormai, si aprirà poi il 15° all'altezza del parco del Molentargius.
abbiamo nuove immagini dalla regia, ancora con le immagini della partenza. Io invece non so, chiedo alla regia se abbiamo qualche immagine col drone, magari del Poeta o della Stella del Diavolo che abbiamo raccontato prima, così diamo un altro impatto. Drone, vai. Allora vediamo quello che abbiamo, andiamo allora con il drone a vedere quello che abbiamo, mentre prima ancora persone che passano. Vai di drone, vai Tra l'altro di drone. anche signore che va avanti con una bella pancia, però non molla. Anche questa è la 16ª edizione della Panca delle Spine. Invece qua immagini il Poetto. Allora, non abbiamo visto il numero, non abbiamo visto benissimo di chi si tratta in quel passaggio. Dai, allora speriamo che sia Claudio Solla. No, invece no, siamo con anche, oltre il passaggio da una parte, dall'altra parte abbiamo rivisto passare Loitaniang. Vedete quei cunetti che servono, li avete visti, adesso non potete più vederli, che servono a dividere il percorso, perché Loitaniang è già arrivato all'altezza del locale l'ottagono, da lì c'è un'inversione vera e propria di marcia, per quello vedete, avete visto concorrenti arrivare da una parte e Loitaniang dall'altra. Lui risalirà fino all'altezza del locale il Fico d'India e lì poi si addentra dentro il parco del Molentargius nel tratto insterrato, anche quello tratto che fa parte delle passeggiate dei cagliaritani e che è stato anche, anzi, è stato prettamente dei quartesi durante il periodo del Covid. Qua bacia la camera, salutiamo la signora, salutiamo tutti questi partecipanti che si stanno godendo la giornata. Tra l'altro ormai siamo sul 15° chilometro, ci stiamo avvicinando sempre di più alla parte finale. Poi puntato, un secondo. Ancora siamo con le immagini puntate sempre su di lui, su Loitaniang. Eccoli qua, i colori del parco del Molentargius con il canale a fianco, davanti a lui i due ciclisti dello staff. Sono praticamente l'immagine dell'anno scorso, va da solo, va, si diverte. Questo di quest'anno che abbiamo con noi, qualcuno vuole intervenire? Abbiamo persone che si avvicinano giustamente al nostro schermo. Va da solo Loitaniang, bisognerebbe capire quanto è distante Sbari per sperare in una rimonta e magari farci vivere, chi lo sa, un finale in volata, ma si tratterà molto probabilmente di un finale in solitaria. Siamo ormai tra il 15° e il 16° chilometro. Per questa gentile signora invece si tratta della fine dell'8° barra inizio del 9°. Ancora le immagini del nostro Riccardo Carta, adesso che arriva più dietro, chiaramente un po' più stanco rispetto agli altri, però tanto impegno, tanta voglia. Della partenza non ne abbiamo. Vedi come immagine della partenza, no? Ancora vanno, parco
Vediamo se poi tra poco riusciamo a avere nuovamente immagini del parco del Molentargius, il parco delle Saline, che negli ultimi anni hanno un po' sofferto, per anni invece sono state alcune delle saline più alte, se non le più alte d'Europa, ma il sale raccolto qui in Sardegna è stato per secoli in giro per Europa il più amato, anche addirittura fino alla Svezia e alla Norvegia. Insomma, le saline del Molentargius sono sicuramente un patrimonio culturale e anche storico sardo. Invece queste immagini della Sella del Diavolo in lontananza, in quella forma unica, in quella conca che vedete sulla sinistra, quel promontorio, quella conca in cui si dice, la leggenda vuole che sia rimasto incastonato il diavolo in una guerra tra angeli appunto e demoni, mentre queste le immagini di Susiku, che tra poco sarà il punto di passaggio di Loitaniang. Prima però deve chiudere il tratto del Molentargius, poi entrare nella pista ciclabile lungo canale a fianco all'asse mediano. L'asse mediano che per fortuna non è stato bloccato oggi, se no sarebbero stati dolori per i conducenti cagliaritani. Bellissima immagine con l'effetto del sole, ricordiamo tutte immagini fatte questa mattina all'alba dal nostro Gabriele Tramonte dal suo drone. Ancora passaggi qui lungo il percorso del parco Molentargius, e lì sempre secondo Spari che prova ad inseguire, si sta avvicinando invece tantissimo Benham Dan, che è al terzo posto, ma che potrebbe a questo punto lottare in volata per il primo. Vedremo se sarà così. Quello che sta mancando in questo momento a noi e a voi sono le informazioni per quanto riguarda la categoria femminile, chi arriverà per prima. Purtroppo non c'è stata informazione né da noi né dallo speakeraggio presente qui in piazza Marco Polo, che solitamente dà le informazioni. Noi ovviamente proveremo a darvele non appena le avremo, anzi senza proveremo, ve le daremo non appena le avremo. E mentre poi ovviamente vi ricordiamo anche le interviste che ci saranno alla fine della gara, non in diretta, le troverete nei prossimi giorni insieme al servizio che produrremo con la squadra di Directa Sport. Mentre attendiamo ancora immagini, Loitaniang che sta per arrivare verso il 18° dei 21 km, ricordiamo. Si chiude mentre alle nostre spalle succede un po' di tutto, un po' il vento si è alzato, cade tutto e va bene anche così. Tra l'altro siamo aiutati da un volontario, non un volontario però dello staff, ma una persona che si stava godendo giustamente le immagini dalla televisione. Lo ringraziamo, ci ha strappato un sorriso, voleva solo essere spettatore, è stato protagonista rimettendo a posto il roll up alle mie spalle. E ancora dicevo, si va verso la pista ciclabile dell'asse mediano, si va verso il molo di Sant'Elmo, la zona di Susiku. Ecco, zona di Susiku che non appena avremo l'immagine del passaggio possiamo dire che è un fiore all'occhiello del lavoro degli ultimi anni di Cagliari per riqualificare una zona che era praticamente abbandonata. Tutto parte di un grande progetto di riqualificazione anche del quartiere di Sant'Elia che tra l'altro è stato anche protagonista con dei tornei giovanili, con anche l'obiettivo di integrare vari ragazzi con difficoltà di inserimento o con disabilità. Quindi insomma il quartiere di Sant'Elia che si sta riqualificando grazie anche all'intervento dell'amministrazione. Il Susiku fa parte di questa. Qua invece siamo ancora con delle immagini Eccolo qua, ancora tutto questo è il tragitto con le saline da una parte e il Poetto dall'altra. E tra poco invece avremo anche
di nuovo le immagini di Loy Tanyang. Sembra esserci pochi dubbi ormai che sarà lui il 16° vincitore della Pan Cagliari Respira, sarà la seconda vittoria consecutiva per lui. Già l'anno scorso l'avevamo intervistato e ci aveva raccontato di quanto gli fosse piaciuto correre, poi lui abbastanza umile e semplice anche nelle dichiarazioni. Aveva condiviso un po' il pensiero generale, qualche difficoltà data dal vento, però per il resto una bella corsa, un bel clima, una bella temperatura. Ricordiamo che siamo a dicembre e se ti copri poco poco poi stai benissimo anche grazie al sole, mentre finisce l'immagine puntata su chi corre, resta invece sintonizzata sulla Sella del Diavolo. Metti la cosa più davanti, guarda. Ancora immagini qui puntate, qua c'è il canale. Cura delle immagini del giovane Giacomo Farris, il saluto anche a lui. Per adesso vogliamo andare avanti lì e vogliamo permettere di accelerare un po', di raggiungere di nuovo Loy Tanyang per l'ingresso proprio al Molo Sant'Elmo, nella zona di Susiku. Ovviamente sarà il nostro Riccardo Carta pronto invece sul punto d'arrivo per vivere in maniera perfetta l'arrivo a questo punto, a meno di qualcosa che avrebbe del clamoroso. L'arrivo di Loy Tanyang, sarà lui il vincitore. Adesso lo vediamo da dietro che va, sembra veramente infaticabile, sembra non rallentare mai, costante dal primo all'ultimo metro. E adesso verrà indirizzato verso quella che è la pista ciclabile dalla parte del canale. Adesso anche questa bella ripresa, forse un po' di fatica nel volto la sente anche lui, dico meno male, se no non è umano, allora va dritto. Lo spettacolo del panorama intorno, ovviamente glielo chiederemo se quest'anno si è trovato meglio, ma dico assolutamente di sì, appunto perché non c'è il vento. Qui intorno a noi invece qualcuno che si gode ovviamente quello che può vedere dalle nostre riprese, giustamente. Tanti invece stanno già andando a piazzarsi al punto d'arrivo, perché non manca molto, perché chi prima arriva più può vedere bene l'arrivo davanti. L'anno scorso veramente tantissima gente concentrata lì dove poi ci saranno anche le premiazioni, musica, il clima di festa che giustamente ci deve essere alla fine di una manifestazione che ha come primo obiettivo quello di aggregare appassionati, riunire appassionati dell'atletica leggera di tutto il mondo. Ne abbiamo praticamente da tutto il mondo in questo. Il Cagliari Marathon Club ormai è diventato un master nell'organizzazione della Pan Cagliari Respira, oltre che insomma di tutto quello che c'è intorno. Abbiamo avuto oggi in questa diretta con noi il presidente Paolo Serra Ivanonnis, che è quello invece un deus ex machina che si occupa di tutti i particolari, anche quelli della comunicazione, e che adesso anche loro presto potranno finalmente godersi la festa di un altro successo, di un'altra edizione che sta andando perfettamente. Mentre attendiamo ancora le ultime immagini, ci avviciniamo, presto saremo al Molo Sant'Elmo, in quello che adesso ve lo dico esattamente, siamo tra il 18° e il 19° chilometro, siamo veramente agli sgoccioli. Sono però le 10:59 più o meno, siamo in quell'orario. Il tempo dell'anno scorso di Loy Tanyang era sull'ora e 7 minuti, secondo più, secondi meno. Forse quest'anno farà un po' peggio, difficile riuscire a tenere questi stessi tempi, adesso lo vedremo. Percorso che però è praticamente identico a quello dell'anno scorso. È anche vero che qualche piccolissima variazione viene fatta ogni anno, magari in qualche piccolo angolo un po' viene sminuzzato, un metro in più, un metro in meno, quindi non è neanche giusto paragonare i tempi dei vari vincitori.
Albo che non vedrà quest'anno aggiungersi un volto nuovo, vedrà ancora una volta il volto del keniano Loita Nyang, che meritatamente è avanti a tutti. Non so quanto starà anche pensando ovviamente al suo tempo personale per anche giudicarsi poi nella prestazione, invece per la vittoria penso che possa essere molto tranquillo, sa benissimo di essere solo. Sarà molto interessante vedere la lotta tra Jbari e Ben Hamdan, che invece erano più vicini di quanto non sembrasse puramente dalle immagini. Ben Hamdan si è avvicinato tantissimo a Jbari e due chissà magari sono molto vicini anche adesso, allora magari non avremo la vittoria in volata, però magari una sfida da podio, secondo, terzo con una volata appunto per quella sfida non sarebbe male. Adesso di nuovo immagini su Loita Nyang, ancora poco e a questo punto credo che non ci voglia molto a vederlo verso la fine, verso appunto la zona di Susico, il molo di Sant'Elmo. Immagini su di lui che si guarda il tempo, ovviamente vuole sapere anche che punto è chiaro che poi tutti quelli che partecipano hanno sempre il loro cronometro da polso per capire se stanno andando bene, poi nella preparazione si fanno un'idea di a che minuto devono essere in un determinato punto, quello è anche un controllo sulla velocità, sul passo, perché ricordiamo che su queste distanze la cosa fondamentale è la gestione, non tanto la velocità, si vince di gestione, specialmente tra i primi sono tutti in grado ovviamente di arrivare con un buon tempo alla fine, bisogna capire qual momento per spingere, quale per gestire. Ecco, l'italiano ha un certo distacco e può permettersi ogni ragionamento adesso. E ancora si invola verso uno dei punti che tra l'altro poi collegano proprio ai due stadi che ci sono nel quartiere di Sant'Elia, quello attiva l'Unipol Domus allo stadio Sant'Elia. Purtroppo anche qua si mettono insieme una storia positiva e una storia triste della storia del Cagliari Calcio, sperando che nei prossimi 5 anni veramente si arrivi alla fine di questa storia, si arrivi a dare al Cagliari uno stadio nuovo, anche perché tra l'altro l'amministrazione di Massimo Zedda aveva dato un'accelerata, la prima amministrazione Massimo Zedda aveva dato l'accelerata per la costruzione dello stadio, con Regione d'accordo, perché poi c'è un discorso chi paga la demolizione dello stadio stesso, insomma poi discorsi anche su quartiere. Oggi chi costruisce uno stadio deve anche garantire una riqualifica di tutto intorno, oltre che la costruzione di infrastrutture per collegare lo stadio stesso alla città, e non solo in macchina, anche con percorsi a piedi. Poi c'è il discorso ecologico, insomma tanti piccoli fardelli di progetto, ma ripeto, la prima amministrazione Zedda aveva fatto passi avanti insieme al presidente del Cagliari Tommaso Giulini, poi l'amministrazione Trucci insieme a quella regionale aveva fatto un passo indietro e allora aveva rallentato tutto, poi però siamo andati avanti. Insomma una storia che non è nuova per chiunque provi a costruire o provi a mettere in piedi grandi progetti in Italia, è un discorso che vale in Sardegna, ma vale veramente anche nell'altra isola della Sicilia, in tutta la penisola, quindi veramente l'augurio che anche da questo punto di vista si possa migliorare negli anni, perché dobbiamo dircelo, in Italia siamo troppo indietro da questo punto di vista, e allora vanno avanti a noi tanti altri paesi. Poi quello è un discorso di calcio, adesso il calcio deve andare in secondo piano, perché oggi è l'atletica leggera ad essere protagonista, con questo signore qui, Loita Nyang, che adesso sì che sta arrivando veramente quasi alla fine, stiamo in arrivo alla zona di Susiku verso il molo Sant'Elmo, tra poco, allora non manca molto, dovrebbe arrivare proprio alla fine, sono le 11:04, siamo un'ora e 4, e allora occhio, perché potrebbe farcela in un'ora e 7 minuti. La distanza non è più tanta, anzi è veramente poca, tra poco potremo veramente vederlo arrivare. Tra l'altro io lo vedrò anche arrivare dentro la piazza Marco Polo, perché sbucherà dalla mia sinistra. Voi ovviamente avrete le immagini a questo punto sia di Alberto Tosini sia di Riccardo Carta piazzate di fronte all'arrivo.
tanta gente, come vedete, che si gode anche il giro qui a Susiku. Non ve l'ho detto, ormai è una zona che è assolutamente vissuta. Lo supera Alberto Tosini, si mette in gara con lui. Ovviamente lui non è in gara, lui è sullo scooter, allora così è troppo facile. Però ancora Loy Tanyang verso la fine, tra poco sbucherà verso la fiera. Ci siamo ormai, in un'ora che non ha avuto discussione nella gara, un solo dominatore, ed è questo signore qua, Loy Tanyang, che sta per arrivare. Si sentono appunto anche già da qui a Piazza Marco Polo gli scooter che proteggono l'accesso di quello che sarà il primo classificato. E adesso è una questione di tempo, arrivano le bici dello staff, sta arrivando anche lui, ormai ci siamo. Allora regia, per favore, cerchiamo le immagini anche dell'arrivo per goderci il suo arrivo. Sta arrivando gli ultimi metri, eccolo il vincitore della 16ª edizione della Pan Cagliari Respira. Sta proprio arrivando all'arrivo, signori. Si guarda il cronometro, adesso vedrà la gente davanti a lui. Qua siamo proprio dentro il polo, tutti pronti lì all'arrivo. Simon Kibet, Loy Tanyang negli ultimi metri, ma è lui il vincitore della 16ª edizione della Pan Cagliari Respira. Ha vinto ancora lui, è il secondo successo consecutivo, seguito dalla nostra troupe. Va via Alberto Tosini così a darci una carrellata di persone presenti qui nel polo della Fiera di Cagliari. E allora queste sono anche le ultime immagini che vi raccontiamo in diretta sul canale anche della Pan Cagliari Respira. Grazie ovviamente a tutta la squadra che mi ha supportato con le immagini in questa ora e più di diretta, la regia di Stefano De Matis insieme a Mauro Farris, le immagini all'arrivo, alla partenza, dei sorrisi di Riccardo Carta, le immagini volanti sullo scooter di Alberto Tosini e Giacomo Farris, con le immagini dal drone di Gabriele Tramonte. Insomma, da Piazza Marco Polo è tutto, è stata un'altra bellissima diretta insieme a voi che ci avete seguito. Grazie a tutti, da Luigi Falco è tutto e una buona domenica.